Il Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa Regionale delle Imprese Artigiane del Veneto, Sani in Veneto, ha sottoscritto con l'ULSS 8 Berica una convenzione per l'erogazione di una serie di prestazioni sanitarie aggiuntive rispetto a quelle garantite dal Sistema Sanitario Nazionale, nell'ambito delle normative regionali di riferimento che disciplinano i rapporti tra le aziende sociosanitarie e i fondi sanitari integrativi. L'accordo, che ha carattere sperimentale ed è stato sottoscritto dopo essere stato approvato dalla Regione Veneto, prevede principalmente due tipologie di servizi. La prima comprende l'erogazione di visite di controllo in diverse specialità e la seconda riguarda invece la definizione di un vero e proprio percorso di check-up per la prevenzione. Abbiamo raccolto il commento del presidente di Sani in Veneto Antonio Morello, dell'assessore alla sanità della Regione Veneto Manuela Lanzarin e del direttore dei servizi sociosanitari dell'ULSS 8 Berica Achille Di Falco. Sentiamo. L'idea è quella di avviare questa sperimentazione con l'ULSS 8 Berica di Vicenza proprio sull'intramoenia, cioè sulle attività di diagnostica e check-up che i nostri iscritti possono avere direttamente dall'ULSS. È un primo passo verso la sperimentazione anche amministrativa di quello che potrebbe diventare un accordo sempre più forte e dare servizi sempre più efficaci ed efficienti, più semplici ai nostri iscritti. I nostri iscritti sono adesso quelli di Vicenza, sono circa un quarto del totale degli iscritti, ma la nostra intenzione con l'azienda Zero è quella di trasferire questa esperienza anche agli altri ospedali, alle altre USL, proprio per facilitare l'accesso ai servizi di diagnostica e check-up. Noi proviamo a essere innovativi in ogni nostra azione. L'idea di Sani in Veneto vincente è quella di generare benessere e salute, benessere nei posti di lavoro e salute come prevenzione. Ecco che allora il tema non è solo quello della diagnostica, ma arriva anche a coprire elementi come la tutela psicologica, come la non autosufficienza, cerca appunto di fare istruzione intorno a come deve essere un comportamento per prevenire le malattie. Questa è la nostra idea di salute nel mondo del lavoro dell'impresa artigiana e cerchiamo di portarla avanti con tutte queste innovazioni. Sì, un accordo voluto dall'azienda sanitaria ULSS 8 Berica, ma molto attenzionato da parte della Regione, che con Sani in Veneto, questo fondo integrativo costituito dalle categorie economiche e dalle parti sociali, insomma, ha un tavolo istituito nel cercare appunto di promuovere sempre di più possibilità di questo tipo e quindi nel campo sanitario, sociosanitario o sociale, quindi insomma allargando diciamo così tutte le politiche legate al welfare. Nel caso specifico la possibilità ai lavoratori e ai loro familiari di avere delle prestazioni aggiuntive sanitarie proprio nell'ottica di una maggiore sempre più prevenzione e attenzione in un campo importante e delicato come quello della salute. Sicuramente è un valore aggiunto. È un valore, diciamo, nell'ottica della sinergia tra istituzioni, in questo caso anche pubblico, e un fondo che di fatto è un fondo no profit, quindi interpreta al meglio insomma, la collaborazione e la sinergia delle prestazioni e dei fondi insomma, che possono dare un contributo su questo. La cosa interessante è che nasce un anno di sperimentazione, siamo la prima ULSS nel Veneto che cerca di interpretare diciamo, questo percorso che inizia da lontano fino al 2014 nella sua diciamo, valutazione di aspetti positivi con un pacchetto di diciamo, prestazioni o di check-up in ottica anche preventiva, quindi sicuramente un valore aggiunto per la valutazione insomma, sociale e sanitaria dei nostri cittadini. Diciamo che come tutte le sperimentazioni ha bisogno di cominciare, ha bisogno di sedimentare, quindi sono state identificate insomma, alcune branche specialistiche in cui abbiamo trovato disponibilità dei nostri specialisti per appunto cominciare, dopodiché valuteremo anche una dimensione di possibile sviluppo, un po' in base alle richieste e un po' in base alle necessità, insomma. Per altri contenuti video cliccate i riquadri qui a fianco e per non perdervi i nuovi contributi iscrivetevi al canale. Grazie per la visione.